È un altro passo avanti del sistema sanitario veneto che è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come il migliore d'Europa e che in questo momento è particolarmente sotto i riflettori in senso positivo perché il virus, quello dei maiali per intenderci, viene studiato, analizzato in tutto il mondo contemporaneamente grazie a un sistema e una concezione messa a punto a Padova dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, dalla dottoressa Ilaria Capo. Ecco, un passo avanti questo ulteriore che deve essere un motivo di orgoglio per tutti noi, che rende più facile la vita dei cittadini e rende più facile l'accesso alle strutture sanitarie e libera il pronto soccorso da troppe presenze. È il secondo in Veneto, credo che sia il secondo anche in Italia, è una prova ulteriore che la sanità veneta non si ferma, compie continui passi avanti, non nella via del taglio, della riduzione, anzi sulla via della modernità, sulla via del tagliare quello che non è più necessario e incrementare quello che invece i tempi richiedono. Ecco, è una bella giornata, una nuova bella giornata per la sanità del Veneto.